Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 16 febbraio e quali influssi ricevono questi nati dalle costellazioni attraversate dalla Luna oggi e quali sono insomma i tratti caratteriali e le prove destiniche che li aspettano. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al mio canale YouTube. E se vi piacciono gli argomenti trattati da questo canale e dalla sottoscritta, potete sempre cliccare sulla campanella così da ricevere le notifiche per ogni aggiornamento o video che verrà pubblicato sul canale. Grazie. Vediamo dunque questi nati che presentano una grande presenza o comunque influenza dell'elemento acqua, poiché l'acqua è ben presente 3 volte sia nel dominio mensile che per quanto riguarda febbraio è rappresentato dalla costellazione Pesci e anche nelle prime 2 costellazioni visitate dalla Luna in questo giorno. La prima costellazione, penso per chi segue il canale sappia già che si chiama Stella Capo, ma anche per quelli che stanno guardando questo video e dunque il mio canale per la prima volta, la prima costellazione visitata dalla Luna nell'arco della giornata si dice Stella Capo, dunque abbiamo Scorpione e a seguire Pesci. Come sapete, sia la costellazione Pesci, la costellazione Scorpione e nuovamente Pesci sono entrambe perché sono 2 volte, ma per 3 volte c'è questa presenza di acqua. Dunque, ovviamente questo va a influenzare molto il carattere e l'appiglio, diciamo il piglio di questi nati che potranno sicuramente avere comunque non il classico temperamento pigro di quando l'acqua è molto presente, perché a esorcizzare questa pigrizia c'è il dominatore Marte, comunque è alle spalle della costellazione Scorpione. Avremo sicuramente una persona che saprà andare molto a fondo della psiche delle persone con cui parla, riuscirà a cogliere dove vanno a parare prima ancora che perfino questi che parlano con lui si rendano conto di cosa pensano veramente. Insomma, una persona che sarà molto attenta a rielaborare le conversazioni, i pensieri, gli incontri e dunque anche le discussioni, una persona che comunque si legherà le cose al dito, ma che saprà anche far tesoro non solo di quello che gli viene detto, ma anche delle parole che usa, tant'è che sono degli ottimi oratori, ottime compagnie sicuramente e sapranno anche appunto avere un'arte della persuasione non indifferente. Potranno in certi ambienti, in certi ambiti, in certe circostanze essere anche esageratamente prolissi. Comunque, per quanto riguarda gli studi che possono scegliere questi nati, siamo nell'ambito di tutte quelle che sono le materie legate a Giove e dunque agli interessi tipici gioviani, perciò gli studi superiori senza grosse difficoltà potranno essere appunto seguiti da questi nati e c'è da dire che il binomio Giove Pesci Scorpione potrebbe indirizzare alcuni di loro nella medicina, nella chirurgia e altri nei corpi speciali o nei corpi armati, comunque altri anche nella carriera militare. È possibile appunto che alcuni di essi scelgano questo percorso, altri se dovessero abbandonare gli studi potrebbero dedicarsi al commercio o all'arte, poiché anche questi potrebbero essere appunto dei tratti, delle forme espressive che questi nati usano per
proiettare all'esterno le loro emozioni e quello che vorrebbero riuscire a dire. Sono estremamente comunicativi e a volte le cose che hanno dentro sono talmente tante, talmente forti che non sempre riescono a trovare poi le parole giuste per farlo. Allora per alcuni il canale artistico può diventare una forma espressiva, terapeutica anche. Questi nati poi sono particolarmente predisposti a viaggiare e viaggeranno molto nella loro vita, andranno probabilmente in luoghi molto lontani, potrebbero anche trasferirsi in modo definitivo all'estero. In tal caso si consiglia per esempio la Germania, che è molto favorevole per questi nati. Saranno però deboli di stomaco a causa di alcune costellazioni che sono avverse in un determinato modo, magari esprimendo dunque debolezza di stomaco o anche la tendenza a somatizzare gli stati di nervi all'altezza proprio dello stomaco. Un altro punto debole potrebbe essere la testa a 360 gradi, dunque a causa della presenza di Ariete e Leone, così che si susseguono in questo modo, è possibile che siano soggetti a emicranie o comunque a difficoltà proprio o stati infiammatori di qualsiasi punto della testa, ok? Interna ed esterna, proprio perché Ariete raffigura simbolicamente la testa nel suo complesso. Un'altra cosa che dovranno attenzionare in cicli di 10 anni in 10 anni, perché questa giornata la Luna attraversa 11 costellazioni, pertanto i cicli si considerano di 10 anni. Come dicevo, un'altra cosa da attenzionare è che possibilmente ci saranno alcune seccature legali o burocratiche per quanto riguarda gli affari in anni 23, 33, 43, 53 e così via. Come ripeto, l'influsso è collegato appunto a quel particolare ciclo e si ripete ogni 10 anni, potendo però esprimersi in modi molto differenti, ma sempre andando a lavorare o a manifestarsi nell'ambito appunto legale, burocratico, o ancora addirittura potrebbe essere qualche fastidio per esempio al nervo sciatico, alle cosce e così via. Bene, io ho detto quasi tutto, ci sono sicuramente altre cose da attenzionare, ma non deve diventare un bollettino di guerra perché comunque fa parte delle personalizzazioni che anche in altri giorni io ho sorvolato e che comunque sono presenti come predisposizioni un po' per tutti. Non dico uguali per tutti, ma insomma ogni giorno ha la sua croce, come diceva qualcuno. Bene, io vi ringrazio, beh, la sua croce ma anche i suoi doni, attenzione, anzi si può dire che assolutamente questi nati abbiano una fortuna media, discreta, chiaramente qualche ostacolo da superare, ma sono sicuramente molto favoriti, non hanno grossissime difficoltà. Bene, io ringrazio per la vostra attenzione, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto ed iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie sempre per il vostro sostegno e noi ci ritroviamo qui al prossimo appuntamento, alla prossima condivisione. Grazie sempre dalla vostra Hilde, buona giornata.